condivido alcune slide. Quindi grazie di essere intervenuti a questo appuntamento. Questa iniziativa è stata organizzata da Veneto Welfare, che rappresenta il progetto della Regione Veneto per la promozione del welfare contrattuale, previdenziale, sanitario, bilaterale, territoriale e aziendale. Quindi entra in questa logica di intervento della Regione. Per introdurre il tema, proprio due informazioni. Questa pandemia del Covid ha di fatto evidenziato alcuni elementi caratteristici delle precedenti pandemie. Un'assenza di vaccino, un intervento forte sull'apparato respiratorio, una riduzione dei tempi tra un'emergenza e l'altra, e anche un impatto sull'economia. Che cosa è successo per quanto riguarda la nostra regione e in particolare sull'economia? Vi è stato evidentemente un impatto rilevante con questa crisi sanitaria relativamente sia a una minore crescita, ad un rafforzamento del debito, un aumento della disoccupazione. Come vedete, il PIL previsto ha dimensioni importanti, meno 8,3 previsione Istat, con importazioni e esportazioni sotto del 14 e del 13%. La stima per il Veneto è di un meno 7 per il PIL, con una caduta del 5,3 sui consumi delle famiglie, un export sotto il 9,1, gli investimenti al 13. Relativamente al lavoro invece, e concludo, i dati legati alla stima della disoccupazione ci dice sostanzialmente che sono cresciuti gli inattivi di 42.000 unità, mentre per quanto riguarda l'analisi che Veneto Lavoro ha svolto sui contratti di lavoro, al momento noi rileviamo un meno 65.000 posizioni lavorative rispetto all'anno precedente, di cui 50.000 a tempo determinato. Quindi sono necessarie politiche a favore evidentemente di crescita e dei consumi e degli investimenti, politiche legate al lavoro e alla formazione. La previdenza e il sistema della previdenza diventa un fattore importante proprio per migliorare la tenuta sociale che si fonda sul lavoro. Di conseguenza il tema con cui noi vogliamo approfondire in questa sessione è proprio quali sono i punti di forza e i punti di debolezza del sistema della previdenza complementare di natura contrattuale in questa fase post emergenza sanitaria. Con questa domanda che vorremmo approfondire lascio la parola all'assessore Elena Donazzan per la introduzione. Grazie mille Tiziano, saluto tutti coloro che seguono, e so che sono tantissime le iscrizioni, indice di interesse, molto interesse su questo punto che è di visione, non è solo di gestione. Ringrazio i relatori, io poi vi seguirò, toglierò la telecamera perché devo andare in aula, e siccome so già che in aula non diranno niente di interessante, io ascolterò tutto quello che direte voi. Vabbè. Ma essendo una donna posso ascoltare due cose, poi ne faccio una sola. Allora, tenevo molto ad essere qui perché questo è un tema che voi sapete ci ha visto, soprattutto i relatori, ma insomma larga parte del confronto che abbiamo avuto in questi mesi, che hanno portato poi alla approvazione ancora nel 2017 della legge regionale 15, quella che istituisce poi Veneto Welfare, a un inizio di un percorso di un mondo nuovo. Un mondo nuovo fatto di cose antiche, cioè una cultura della sussidiarietà e della solidarietà molto venete,
una storia, quella di realtà, di fondi territoriali, in particolare ovviamente faccio riferimento a uno che è Solidarietà Veneto, datato oltre 30 anni e ancora molto poco conosciuto, perché pensate che quando io stessa introduco in consessi che mi dovrebbero sembrare opportuni, anche quelli della politica, forse quello meno opportuno, ma insomma metto anche quello della politica, il tema, non si conosce assolutamente il portato, la valenza. Quando noi abbiamo iniziato questo cammino anche di coinvolgimento dei rapporti con anche insomma, altri soggetti oltre ai più diretti interessati, abbiamo voluto porre l'accento sul tema culturale. Cioè ci eravamo posti l'obiettivo di far crescere le adesioni, la consapevolezza alla previdenza complementare come una forma di cultura che rispondeva alla sussidiarietà e anche alla solidarietà. Io ho potuto riscontrare diverse realtà che si sono inverate in contratti aziendali che lasciavano sullo sfondo forme di welfare più o meno robusto, più o meno strutturato, molto spesso facendo riferimento ovviamente alla normativa, si andava a costruire quasi delle proposte sartoriali per quell'azienda o per quell'altra. Quanta consapevolezza nei lavoratori non so dire, ma sarebbe interessante anche su questo fare una verifica, quanta consapevolezza della eccezionalità della cosa da parte delle imprese posso dire che stava alla cultura personale dell'imprenditore o del manager, del consulente che gliel'aveva proposta, ma che fosse un elemento fiore all'occhiello da presentare, no. Quindi quando noi abbiamo detto che si trattava di un problema culturale abbiamo toccato il nervo scoperto. Nella cultura generale, nella politica, che dovrebbe poi occuparsi di dare messaggi, e anche nel mondo dell'impresa e del sindacato. Però questa è una storia ante-Covid. Quello che ci ha introdotto anche un po', e credo che abbia fatto bene Tiziano Barone con quei numeri, è a dire, signori, adesso tocca correre rispetto a un passo che avevamo cadenzato, con delle tempistiche anche che avevamo cadenzate prima di Covid. Prima di Covid ci eravamo detti, nel 2020 aumentiamo almeno il 5%, arriviamo a un'adesione dei fondi che in Veneto sta intorno al 30%, aumentiamolo fino a, facciamo tutte queste iniziative, avevamo fatto anche un bel programma di lavori e di documentazioni con la nostra struttura incardinata in Veneto Lavoro. Adesso tocca correre. Tocca correre per due ragioni che io vorrei poi ascoltare rispetto anche alle vostre considerazioni. La prima ragione è che abbiamo un bivio, siamo di fronte a un bivio: morire assistiti, perché tanto moriamo, o provare ad assisterci. Morire assistiti vuol dire che prendo esattamente i decreti che ci sono stati con le conversioni di legge e li applico così come sono. Tanti piccoli rivoli che disperdono un grande fiume, perché le risorse sarebbero tante, ma se noi le disperdiamo perdono di potenza e di efficacia, e non so se andiamo a irrorare esattamente le piante sane o se disperdiamo le nostre forze. Quindi la prima questione è: tra essere assistiti e essere assistenti, io preferisco il secondo concetto. Secondo, facciamo leva su quelle che sono le nostre caratteristiche dove in Veneto si possono veramente rafforzare, cioè la questione di costruire nuove politiche di relazioni industriali che tengano conto che il welfare contrattuale di secondo livello, che sullo sfondo ha una serie di servizi, compresa la previdenza, quindi l'attivazione di fondi, il potenziamento di fondi, questa insomma è una cosa che poi lascio come domanda aperta, per sostenere anche l'economia reale. Perché tra l'attendere le risorse che saranno così gentilmente elargite dalla Comunità Europea, dallo Stato, dalle garanzie dello Stato, e io non dico di no, anzi ben venga tutto questo, ma o diventano i piccoli rivoli dove ci perdiamo, vale nei confronti della persona, reddito di cittadinanza, di emergenza, il buono qui, il buono là, e ti compro un monopattino, ti do la babysitter, ma di struttura familiare sosteniamo nulla.
e di struttura di lavoratori più o meno nulla. Dall'altra, anche sulle imprese non è che stiamo facendo molto. Invece io credo che questo patto, perché poi di questo si tratta, di questo patto di sussidiarietà e solidarietà, che si declina perfettamente nel welfare, come lo trattiamo noi, quindi welfare che sia di tipo contrattuale, che sia di tipo territoriale, che sia di servizi, diventa per noi un nuovo modo per affrontare questa economia. Quindi, caduti i paradigmi della libera circolazione delle merci e delle persone, che sono state il senso di questa globalizzazione spinta, quindi è finita un'epoca, ce lo dobbiamo dire, perché se non ce lo diciamo ci stiamo raccontando delle bugie. Che strumenti possiamo mettere in campo noi? Ora non ho la pretesa come regione di risolvere tutto, però diciamo che ci conosciamo abbastanza tutti noi per dire che nessuno di noi è passivo in questa partita. E siccome avevamo già intuito, e questa è stata la nostra forza, avevamo intuito che questo dovesse essere un nuovo modo di fare relazioni industriali, ma anche politiche del lavoro e anche sullo sfondo politiche industriali, io credo che noi come Veneto abbiamo molto da dire e da dare. Quindi io su questo vi voglio lasciare, cioè sulla costruzione di non solo parte culturale, come l'avevamo già impostata, ma fattuale, andando a recuperare anche i tanti contratti di secondo livello e aziendali che io ho trovato, ma vi ricordate, lo sa Tiziano Barone, ma ne avevamo parlato in diverse CRCPS. Noi non abbiamo in effetti un archivio, e non è solo del passato, cioè l'archivio poi attingi per vedere che cosa ci fai, di quali e quanti contratti aziendali ci sono. Quanti hanno aderito o aderiscono a fondi, non solo Solidarietà Veneto, che è quello più trasparente e pubblico rispetto a me, ai dati che ho io, ma pensiamo alle grandi compagnie di assicurazioni che pure insistono sul nostro territorio, a come il sistema del credito deve ripensarsi anche a questo, anche in questo senso, al fatto che ci sono delle aziende che si stanno trasformando in B Corporate, ci sono università venete che stanno lavorando su questo. Mettiamone fattore comune, perché io sono convinta che lo Stato così farà grande fatica a reggere. E soprattutto non è una buona mentalità, perché sennò moriamo assistiti. Ecco, allora, io tengo molto a ragionare di questo e anche a farlo diventare qualcosa di immediatamente spendibile, perché anche nelle prossime programmazioni comunitarie su questo punto credo che si dovrebbe pensare di trattare di un nuovo diritto di cittadinanza. Guardate, anche a partire dalle scuole. E lascio così una suggestione finale, perché con Luca Romano ne avevamo parlato in diverse occasioni. Ma aumentare la cultura, l'abbiamo fatto con un piano di educazione finanziaria fatto dalla nostra regione. Il dottor Romano ha avuto l'intuizione di prendere tutte le università, il mondo della scuola e parlare di questo. I ragazzi sanno pagare con il telefonino una canzone, ma non hanno un'idea di che cosa sia il costo del denaro. E questo attiene a noi? Beh, penso proprio di sì, perché se vogliamo limitarci all'assistenza, diciamo che siamo in Covid, che sarà una tragedia e che i posti di lavoro mancheranno anche peggio. E questo credo che un sano realismo che ci contraddistingue deve essere ovviamente un punto di partenza, e dobbiamo rispondere anche a questo. Ma il nostro compito di gente che vuol pensare è quello di capire che cosa sarà dopo. E io credo che proprio sulla sussidiarietà e sulla partecipazione noi faremo la differenza. Quindi io vi ascolto volentierissimo, spengerò la telecamera perché in aula magari diventa peggio. Grazie. Grazie Assessore. Cominciamo subito con il primo intervento del professor Michele Faioli, che da tempo si occupa proprio dei fondi previdenziali contrattuali. Prego Michele, hai un quarto d'ora di tempo. Sì, grazie per l'invito, saluto l'assessore e ringrazio voi tutti. Io proverò in 10 minuti, 12 minuti a tenere la mia relazione, che sarà basata su due macro aree. Da una parte farò un'analisi di ciò che oggi esiste in termini di bilateralità, cercando di capire i problemi e un po' diciamo le sfide che ci sono, e dall'altra proporrò una idea di riforma a legge variata o anche a legge invariata. E su questo secondo punto insisterò un po' di più, perché mi pare che il seminario sia in qualche modo orientato soprattutto a pensare al futuro, come diceva
l'assessora Donazzano. Vediamo che cosa abbiamo davanti oggi. Noi abbiamo una bilateralità che io distingo in bilateralità tipizzata e bilateralità non tipizzata. La bilateralità tipizzata è quella dove a monte del contratto collettivo c'è una norma di legge, quindi per intenderci fondi pensione, fondi sanitari, fondi di solidarietà e fondi interprofessionali. La legge assegna al contratto alcune funzioni e il contratto collettivo poi esplica ciò che la legge ha a esso assegnato. La bilateralità non tipizzata è una bilateralità invece che è di matrice prevalentemente, esclusivamente contrattuale, cioè vuol dire che ha una cabina di regia nelle parti sociali, nelle relazioni industriali e poi è lo stesso contratto collettivo che fissa le regole che attengono a prestazioni, contribuzioni, modelli istituzionali. Perché io sono partito da questa definizione così scientifica dal mio punto di vista, su cui io lavoro da anni? Perché il rischio è che quando si parla di bilateralità si possano perdere dei punti di questo nostro variegato mondo, che è una ricchezza per l'Italia. Guardate, oltre a noi, solo la Francia ha un sistema simile al nostro. E vuol dire che il nostro sistema di relazioni industriali è vivo e che continua a fare molte cose belle, quindi bisogna capire come questa proiezione delle relazioni industriali può migliorare. Dove sono i problemi? E poi vado alle sfide. I problemi di questa bilateralità, sia quella tipizzata che quella non tipizzata, secondo me risiedono in 4 ambiti. Il primo è il modello istituzionale. Noi non abbiamo un modello istituzionale valido per questa bilateralità. Vi faccio una domanda, so che non mi potete rispondere, però mi farete un cenno. Può un fondo interprofessionale che gestisce 300 milioni di euro avere la forma di un'associazione senza personalità riconosciuta? Ecco. Noi abbiamo un veicolo tecnico giuridico che è quello delle associazioni, che il legislatore ha scelto nel 1942 come modello marginalissimo per regolare alcuni fenomeni di aggregazione, come il modello prevalente della bilateralità. E ciò non va bene. Servirebbe fare qualcosa di diverso. Vado alle prestazioni. Esiste un elenco da qualche parte che definisca quali sono le prestazioni che ogni ente bilaterale deve dare secondo un certo tipo di qualità e di quantità? Cioè prestazioni col bollino blu, chiamatele come volete voi. Perché poi a quel punto tutti gli enti bilaterali sono tali, anche se danno 100 euro rispetto a quello che dà 1000 euro. Ora faccio un esempio di quantità, però ci rendiamo conto di quello che dico. Contribuzione. È obbligatorio o meno? Qui si apre uno scenario complicatissimo di contenziosi che vanno innanzi ai giudici del lavoro e al TAR. Si paga o non si paga l'FSBA degli artigiani? Obbligatorio o meno? Sapete che c'è una diatriba davanti al TAR del Lazio su questo tema, ma come si fa a non comprendere che l'FSBA è ente e fondo esclusivo, quindi è voluto dalla legge e dunque non si può non adempiere all'obbligazione contributiva? È il decreto 148 con la legge 88 dell'89 che lo definisce. Però anche qui complicazioni, quindi vuol dire che c'è un problema. E ancora il bilancio. Gli enti bilaterali, così come accade in Francia, devono fare uno sforzo, devono diventare più trasparenti, molti già lo sono, devono trovare un modo per dichiarare all'esterno cosa fanno oltre a ciò che percepiscono, perché altrimenti la mission non si comprende. Il che significa anche garantire un certo equilibrio tra generazioni, perché le risorse che vengono accumulate possono essere utilizzate. Qual è la sfida che hanno questi enti bilaterali? Chiudo velocemente e vado alla seconda parte, che è quella che mi interessa di più. La sfida è: l'ente bilaterale deve diventare un vero soggetto del mercato del lavoro, locale, nazionale, europeo. La seconda sfida è che per diventare un vero soggetto del mercato del lavoro deve collegarsi in maniera più forte ai contratti collettivi, ma non in termini di dipendenza, di plasticità quasi, cioè come se le relazioni industriali avessero la capacità di plasmare l'ente bilaterale. L'ente bilaterale ha bisogno di personale molto qualificato perché funzioni bene, ma il contratto collettivo deve spingere le funzioni, la struttura e anche la diffusione nelle funzioni. Poi serve risolvere, ma qui ovviamente la regione può fare poco, però voi conoscete meglio di me questi temi, bisogna decidere una volta per tutte se c'è un binomio tra rappresentatività sindacale e enti bilaterali. Noi al CNEL abbiamo 900 contratti collettivi per 900 enti bilaterali. Ci sarà una differenza tra alcuni enti bilaterali rispetto ad altri, alcuni contratti ed altri. E poi c'è il problema vero dei perimetri.
contrattuali. Ed è una sfida questa, perché va risolta. Cioè, nel perimetro contrattuale degli artigiani cosa rientra? Faccio degli esempi, ovviamente, per intenderci. O in quello del terziario del turismo, o dei meccanici, degli edili. Sono sfide che vanno risolte con una legge nazionale, anche in cooperazione con leggi regionali e contratto collettivo. Dov'è la riforma che io vedo possibile? C'è una riforma a legislazione non mutata, invariata, e una riforma a legislazione variata. Questo è diciamo, il messaggio che vorrei consegnarvi in maniera più chiara possibile. A legislazione invariata, ragionando di fondi pensioni e fondi sanitari, secondo me si può oggi ragionare su una integrazione funzionale tra fondi pensioni e fondi sanitari, pur sapendo che essi hanno alla base legislazioni diverse. Da una parte il fondo pensione è il decreto legislativo 252 del 2005, dall'altra i fondi sanitari invece hanno il decreto legislativo 502 del 92, ma hanno strutture totalmente diverse. I fondi pensioni molto strutturati, molto regolati, i fondi sanitari meno regolati, meno strutturati. Cosa significa integrazione funzionale a legislazione invariata? Significa che bisogna trovare un modo per collegare prestazioni, contribuzione e modelli gestionali, tecnostrutture per intenderci. Vi faccio un esempio. Long term care è materia dei fondi pensione o dei fondi sanitari? Se voi aveste un modello integrato sarebbe contemporaneamente di entrambi, perché il fondo sanitario se ne occuperebbe durante la vita professionale, il fondo pensione post pensione, nella fase diciamo successiva alla fine della vita professionale. Però con un'integrazione di risorse, perché può essere che diciamo, il lavoratore non abbia bisogno mai per tutta la vita di una misura di long term care, vita professionale, e quindi un po' di quelle risorse accumulate nel fondo sanitario potrebbero confluire nel fondo pensione. Non so se riesco a rendere l'idea. Una circolarità di quota parte delle posizioni contributive, anche se una è a capitalizzazione e l'altro è a ripartizione, ma si possono pensare delle soluzioni, non è che siamo all'anno zero. Poi il professor Treu vi dirà altre cose su questo, ci siamo confrontati tante volte, il mio maestro, quindi lui vi darà delle indicazioni anche più concrete, ma è una parte importante di riflessione su cui ragionare. Ma ancora, dove si può vedere questa integrazione funzionale? Sul welfare aziendale. Voi sapete che un pezzo della legislazione del 16-17 ha previsto che una parte del welfare aziendale può essere fatta confluire verso i fondi sanitari. È il decreto legge 50 del 17 che è stato convertito. Mi pare che solo i meccanici abbiano previsto questa possibilità, poi posso sbagliarmi, forse c'è qualcun altro. Però anche qui si ragiona di un fondo sanitario che è basato su una logica ripartizione, ma che in quota parte potrebbe essere non mutualistico, cioè potrebbe essere pensato come modello a capitalizzazione, dove io raccolgo un pezzo del mio premio che diventa welfare aziendale che posso usare durante la mia vita professionale se sto male, ma se non lo utilizzo potrei accumularlo e farlo confluire nel fondo pensione a fine carriera. Sono tutte formule di cui si può ragionare. Quindi è possibile a legislazione invariata, ma sarebbe ancora meglio avere una nuova legislazione. E su questo poi immagino il professor Treu interverrà, con lui ho ragionato spesso anche di questi temi. Cioè, si può immaginare oggi per domani a un testo unico sulla previdenza privata? Certo. Il professor Treu ha anche immaginato anche una vera struttura, cioè si può immaginare a un'unica norma, un testo unico di tutta la previdenza privata, dove dentro ci mettiamo enti bilaterali, tipizzati e non tipizzati, fondi sanitari, fondi pensione, con tutte le differenze ovviamente anche rispetto alla regolazione europea, perché sapete che sui fondi pensione c'è una regolazione europea molto importante. Ma dov'è il punto delicato? È che se io avessi un testo unico, innanzitutto semplificherei, metterei ordine. Poi potrei ragionare del diritto alla portabilità tra enti e enti, ma anche in capo al lavoratore quando cambia settore. Oggi il diritto alla portabilità esiste solo per i fondi pensione e per i lavoratori che si muovono da un fondo pensione all'altro, ma non per altre forme di bilateralità. E il che non è un bene, perché significa che in qualche modo si limita quella mobilità nel mercato del lavoro che già di per sé è abbastanza limitata nel nostro sistema. Invece noi dobbiamo trovare un modo per spingere la mobilità tra aziende del lavoratore, quindi verso nuove esperienze lavorative, a migliorare diciamo, la propria carriera.
Ma poi ancora serve un testo unico perché bisogna agire in maniera organica su trasparenza degli enti bilaterali. Chi sono, cosa sono, come vengono regolati, qual è lo schema civilistico su cui si fondano, associazione, con o senza personalità giuridica, fondazione. Bisogna chiarirle queste cose una volta per tutte. Oppure una speciale SRL. Ecco, non è che inventiamo cose nuove, in Francia funziona già così. Società di mutuo soccorso di nuova generazione, chiamatele come volete, non dobbiamo aver paura di immaginare il futuro. Poi con i tecnici si mette al tavolo e si ragiona. Così come bisognerebbe ragionare su un'unica authority di vigilanza. Oggi sotto Covid ci sono i fondi pensione, ma i fondi sanitari stanno sotto il Ministero della Salute e in parte il Ministero del Lavoro, ma così non funziona, non va bene. E non parliamo degli altri enti bilaterali che sono non vigilati, e anche questo crea tanta confusione. E la famosa battuta che facevo all'inizio, ci sono 900 contratti collettivi perché forse ci sono 900 enti bilaterali. E quindi è un problema vero. E ancora gli investimenti. Perché un fondo pensione ha tutte le regole sugli investimenti e un fondo sanitario che ha 50 milioni di euro non deve essere assoggettato a regole sugli investimenti mobiliari e immobiliari? È possibile che deve essere tenuto su un conto corrente? Se succede qualcosa? E così da ultimo la governance, e ho chiuso. Governance significa maturità del sistema della bilateralità italiana, cioè quando si costituisce un ente bilaterale, quell'ente bilaterale deve camminare con le proprie gambe, non può camminare con le gambe degli enti delle parti sociali che hanno costituito quell'ente bilaterale. Non so se sono troppo forte con questa battuta, ma è così. Quindi serve un management formato, un consiglieri di amministrazione che sanno quello che fanno. E anche una riduzione di quei consigli di amministrazione avrebbe un senso, perché sarebbe, diciamo, un modo per risparmiare risorse e farle devolvere verso altre finalità. Chiudo qui, perché come sapete alle 4:30 vi devo lasciare. Quindi vi saluto e grazie ancora per l'invito. Grazie Michele del tuo contributo molto molto interessante, e credo che potremmo assolutamente mantenere il collegamento e la collaborazione con Veneto Welfare proprio in ordine alla prospettiva che tu lanciavi, cioè di poter disegnare dei percorsi di riforma. Entriamo a questo punto con il collega Luca Romano su un approfondimento che è per noi molto importante, cioè andiamo a vedere la dimensione patrimoniale dei fondi, come viene giocata dal punto di vista del territorio. Noi su questo abbiamo avviato insieme a Luca uno studio che ci porterà nel tempo, un tempo breve, ad avere un'analisi precisa della ricaduta dei fondi nella nostra regione. Di questo, Luca, che cosa ci puoi già anticipare? Buongiorno a tutti. Allora, il motivo della ricerca è esattamente quello di cercare di ottimizzare la raccolta di risorse che sono appartenenti al mondo del lavoro, che attraverso i fondi vengono concentrate in strutture che hanno poi il compito istituzionale, no, di individuare delle forme di valorizzazione dei patrimoni che siano ovviamente le migliori possibili in tempi stabiliti anche dalla normativa. E quello che prima di Covid doveva essere, diciamo così, una scelta politica economica intelligente da parte degli stati e delle forze, delle parti sociali, oggi è diventata sostanzialmente un imperativo categorico. Noi non possiamo lasciare ferme risorse di questa entità perché non abbiamo la cultura, non abbiamo gli strumenti per ottimizzarle. Se voi vedete nella slide, dopo Covid, gli effetti che Tiziano ha drammaticamente documentato all'inizio dell'incontro, dal punto di
vista della caduta del PIL e del mercato del lavoro, sono, diciamo così, talmente sfidanti che noi non solo dobbiamo cercare di utilizzare risorse e piani che ci derivano dall'Unione Europea, ma dobbiamo impegnarci a fondo per mobilitare le risorse dei fondi pensione, delle casse sanitarie, delle casse professionali e delle fondazioni bancarie. Pensate che queste 4 famiglie di fondi dispongono di un patrimonio di oltre 860 miliardi e il nostro PIL è intorno ai 1700, quindi siamo a metà del PIL. Ma il dato che ci ha fatto anche un po' sobbalzare, perché diciamo, non siamo professionalmente dei ricercatori proprio specialistici della materia, ma discutendone e facendo anche di questo obiettivo una scelta strategica, abbiamo attinto ovviamente da quello che è un po' la base conoscitiva più preziosa e più approfondita che esiste nel nostro paese sul tema, cioè itinerari previdenziali, i quali documentano nell'ultimo rapporto che dal 2007 al 2018 a fondi pensione e al fondo INPS sono affluiti quasi 110 miliardi di TFR dei lavoratori, che naturalmente in questo modo non erano più nelle disponibilità delle imprese italiane, e però sono tornati indietro solo 3,5 miliardi, quindi una percentuale sotto il 3%, in investimenti che questi fondi poi hanno compiuto in base alle loro strategie. Adesso vediamo come mai questa cifra è così bassa. Intanto una fotografia molto veloce. Nel nostro paese esistono 33 fondi pensione contrattuali, 43 fondi pensione aperti, 70 piani individuali pensionistici e 251 cosiddetti fondi preesistenti al 2005, quando fu emanata la normativa di settore. Gli iscritti, come vedete, sono intorno ai 8 milioni, il patrimonio dei fondi, qui sono escluse le casse sanitarie, le casse professionali e le fondazioni, sono intorno ai 118 miliardi. Gli incrementi patrimoniali, vedete nell'ultima riga, sono importanti soprattutto per i piani individuali pensionistici sui 3 miliardi. Comunque va detto molto rapidamente che nei 10 anni precedenti, che non sono stati anni economicamente fiorenti, la crescita di questi patrimoni è intorno al 150%, quindi sono in una fortissima ascesa e a un'entità che è diventata interessante. L'Italia si colloca più o meno al 15° posto dei paesi OCSE per i mercati finanziari che ruotano intorno a queste entità. Ma adesso vediamo due tabelle, due grafici che sono estremamente rilevanti per spiegare come mai è così irrisoria la quota finanziaria che ritorna all'economia reale dopo la raccolta di fondi. Qui vedete come vengono impiegati i patrimoni in mano ai fondi pensione con negoziali, quindi quelli dei contratti di lavoro, e vedete che l'asta più alta è quella relativa a titoli di Stato esteri, quindi con i nostri TFR noi finanziamo soprattutto titoli di Stato esteri, 26,91%, titoli di capitale estero, quindi 18,20%, e soltanto in terza posizione troviamo titoli di Stato italiani, ma in quarta, guardate la differenza fra obbligazioni corporate estere, quindi finanziamenti di imprese straniere,
e accanto vedete quanto è bassa, soltanto l'1,16% in obbligazioni corporate Italia. Se passiamo alla figura, al grafico successivo, qui vediamo come vengono gestiti i fondi delle assicurazioni, dei fondi pensione preesistenti, molto alto in polizze assicurative, ma vedete anche qui quanto siano irrisorie gli impieghi sia in titoli di Stato italiani, circa 5,1%, sia in imprese italiane, l'1,4%. Quindi è assolutamente plastica una situazione nella quale la raccolta da parte dei fondi in Italia è in crescita molto consistente, ma poi, siccome questi fondi si rivolgono a gestori professionali, è evidente che c'è qualcosa che non funziona se è così ampia la quota di risparmio previdenziale che prende la strada esterna al nostro paese. Immaginatevi anche il senso di disagio che può avere a fronte di questi dati, non so, un'industria italiana che ha dei lavoratori che versano il TFR in un fondo e magari poi investe e per altre vie arriva diciamo, a finanziare una multinazionale estera che magari è concorrente di questa impresa. Se noi andiamo avanti, vediamo quali sono i principali fondi negoziali. Prevedi, Cometa e Fonte sono i più grandi, Prevedi arriva quasi a 900.000 iscritti. Qui va segnalato che Solidarietà Veneto, di cui dopo sentiremo il presidente, è 10° in assoluto, ha quasi 90.000 iscritti, ma non ho potuto riportarlo, ma comunque volevo evidenziare che l'anno scorso Solidarietà Veneto è stato il secondo fondo italiano in crescita, in termini di crescita percentuale. Quindi è un fondo che quindi Luca, se posso, un po' merito di tutti noi, perché vuol dire che abbiamo fatto un ottimo lavoro. Bene. Assolutamente, il fondo sta marciando in modo veramente, veramente interessante. Per la precisione, Luca, siamo all'8° posto, oltre 108.000 iscritti. Tu hai il dato più aggiornato perché sei presidente. Quindi, diciamo, conforta il fatto che questa scelta regionalista di un fondo pensione, ogni volta che si fanno queste analisi comparative, mostrano come il territorio permette una maggiore fidelizzazione, una più capillare adesione, una circolazione più ampia e approfondita di informazioni, ma dopo Franco ci ragguaglierà in modo esauriente su questi aspetti. Se andiamo avanti, vediamo quali sono poi i gestori che utilizzano i patrimoni dei fondi. Qui, insomma, vedete le classifiche, ci sono, diciamo, dei nomi di gestori stranieri che ogni tanto sentiamo per diciamo, interventi molto significativi. Volevo fare rapidamente una parentesi su questo aspetto. Oggi molti di questi gestori, leggevo proprio stamattina per esempio di Amundi, che è di Crédit Agricole, la scelta è quella di sostenere sempre di più investimenti che premiano i temi della responsabilità sociale e della responsabilità ambientale. Quindi, dal punto di vista dell'intelligenza dell'investimento dei fondi, i gestori sono già su una linea che è poi quella che vorremmo tutti perseguire nel dopo Covid. E quindi
una scelta per la sostenibilità e per la inclusione sociale, molto importante. Se andiamo avanti, possiamo vedere che il Veneto non è alieno dalla capacità di utilizzare questi strumenti. Io ho fatto 3 esempi. Il primo e il secondo sono di tipo infrastrutturale, attraverso appunto la gestione di alcuni interventi di investitori istituzionali. Noi abbiamo raccolto un finanziamento da 830 milioni di euro di debito per ripagare la costruzione del passante di Mestre. Questa sottoscrizione di questo project bond è stata estremamente efficace e quindi si è, diciamo così, candidato un progetto infrastrutturale che è un nodo strategico della nostra rete autostradale, con un riscontro estremamente positivo dal punto di vista degli investitori. Quindi il progetto evidentemente era considerato estremamente importante e interessante e ha trovato immediatamente una raccolta adeguata, no, di questi fondi. Se andiamo a vedere il secondo esempio, è di nuovo un esempio infrastrutturale, la ben nota superstrada Pedemontana Veneta, nella quale è stato piazzato un project bond da 1,5 miliardi, oltre 1,5 miliardi di euro, che vede la partecipazione, per esempio, di Margherite, che è un fondo paneuropeo dedicato a trasporti, energia e infrastrutture, in cui è presente la nostra Cassa Depositi e Prestiti. Ed è il project bond di importo più elevato mai emesso per la costruzione di una strada a pedaggio. Quindi abbiamo anche, diciamo così, una sorta di Oscar della qualità della destinazione di un fondo istituzionale in cui appunto è partecipata la nostra Cassa Depositi e Prestiti. Infine lancio il testimone a Franco Lorenzon. Solidarietà Veneto è entrata anche in letteratura per questa attività di investimenti che vengono a premiare l'economia reale, l'economia del territorio, con l'operazione, e vi lancio appunto il testimone che ce la spiegherà meglio lui, degli idrobond che hanno finanziato gli interventi di un consorzio di gestori di risorse idriche che coprono ben 3.700.000 abitanti del Veneto, attraverso la realizzazione di acquedotti, fognature e depuratori. Un'operazione appunto che è entrata tra quelle considerate a più alto riscontro dal punto di vista degli interventi sul territorio e in nome ovviamente della sostenibilità e della difesa dell'ambiente. Grazie Luca, grazie dell'intervento. Io credo che con le tue considerazioni abbiamo aperto il capitolo proprio della collaborazione territoriale dei fondi. E in questo senso Franco Lorenzon, presidente di Solidarietà Veneto, a noi di Veneto Welfare, Solidarietà Veneto rappresenta un compagno di viaggio importante, perché rappresenta il fondo che di più ha investito nella nostra regione, ed è una caratteristica sulla quale noi vorremmo misurare anche gli altri fondi. La domanda che io pongo a Franco è: in che modo un fondo territoriale come il vostro sta reagendo alla partita che si è aperta con l'emergenza sanitaria, con il cambio di passo che questa avventura ci ha portato, tenendo conto che
ci sono alcune categorie deboli, i giovani, e soprattutto la discontinuità nel percorso lavorativo. Prego, Franco. Il microfono, Franco. Eccoci qua. Grazie a te Tiziano, a tutti i colleghi di questa tavola rotonda e anche a coloro che ci ascoltano. 2 o 3 valutazioni sull'impatto di questa epidemia che, come ho avuto modo di dire in altre occasioni, da una parte accelera dei processi già in corso e dall'altra però introduce anche delle discontinuità. Non vi nascondo che una delle riflessioni che abbiamo fatto con il gruppo dirigente, con pezzi del gruppo dirigente di Solidarietà Veneto, si è posto perfino il problema se c'è un futuro per la previdenza complementare. Cioè, nel senso che oggi assistiamo, soprattutto sul versante sanità, ma anche su quello previdenza, a un ritorno del protagonismo dello Stato che occorre valutare fino a che punto rappresenta una strategia sufficientemente organica oppure stiamo andando a tentoni. In realtà si è parlato anche di pensione di cittadinanza, ammesso e concesso che lo Stato si occupi di questo tipo di esigenza. Una pensione di cittadinanza che si estenderebbe a tutti i cittadini, appunto, avrebbe come conseguenza, a nostro avviso, una erogazione di tali e tante risorse per il numero delle persone interessate che comporterebbe pensioni relativamente modeste. In questo caso, a mio avviso, a nostro avviso, la previdenza complementare avrebbe ancora un grosso futuro. Dipende però da una valutazione che anche prima era stata fatta in maniera più generica sugli enti bilaterali, laddove l'interlocutore aveva chiesto se non era il caso di introdurre una legislazione più organica che riguardava gli enti bilaterali, ma che a mio avviso riguarda anche i fondi pensione, se si tiene conto che alla fin fine di tutti gli interventi dello Stato, quelli che sono risultati più efficaci è stato uno che è stato quello del silenzio assenso, e non a caso è uno di quelli che si ripropone per valutare il grado di attenzione che la politica ha verso questo strumento. A noi pare che ci sia un po' di disattenzione, con avanti e indietro, con un'incertezza di carattere strategico e di lungo respiro. Si vive alla giornata. Uno degli elementi più indicativi è che ancora la tassazione sulle rendite dei fondi pensione viene trattata alla stregua di una normale rendita finanziaria e considerata come tale. Non è come dire, eccoci, quindi una prima riflessione di questo livello. Dal punto di vista invece più pratico, non c'è alcun dubbio che ci sono state almeno 2 accelerazioni imposte dal coronavirus. La prima, che ha impattato sull'organizzazione del nostro lavoro. Solidarietà Veneto è un'azienda, come tutte le altre, ha 27 lavoratori, di conseguenza anche loro sono stati interessati a questo tsunami. Per la verità, non avendo dovuto ricorrere a nessuna forma di riduzione di orario, ma evidentemente riallocando risorse, persone e competenze sul crinale sostanzialmente di un maggior utilizzo dell'informatica, dei servizi online, della comunicazione social. Dico solo una cosa, che Solidarietà Veneto, prima ancora del coronavirus, su 25.000 prestazioni erogate, solo 5.000, cioè 20.000 erano online già da prima, no? Quindi questo già è un elemento
come tra l'altro adesso le iscrizioni online, la consulenza online, e quindi sotto questo profilo alcune competenze di ordine più esecutivo sono state, per così dire, collocate e accelerate su quel livello, mentre la presenza dell'operatore e delle persone viene, come dire, utilizzata la presenza per un'attività di consulenza a più alto valore aggiunto. L'altro argomento in cui c'è stata un'accelerazione che era già in corso riguarda la gestione finanziaria, che come potete tutti comprendere è stata, come dire, più soggetta a volatilità e rischi. Oggi il mondo dell'investimento, in un periodo di tassi bassi e di ricerca di rendimenti, sostanzialmente comporta una esigenza di attenzione, di competenze, di capacità di gestione di tutte queste fasi in maniera relativamente più accelerata. L'avevamo già prima. Posso dare ragionevolmente una piccola informazione dei rendimenti dei nostri 4 comparti al 5 di giugno. E praticamente quello dinamico, quello più azionario, abbiamo un più 0,20, quello secondo reddito più 0,68, il prudente meno 0,24 e il garantito meno 0,4. Era solo per dire che anche in tutta questa, ovviamente siamo arrivati a questo risultato dopo aver percorso un po' di montagne russe, ma questo significa una cosa che si è consolidata nel tempo negli amministratori di Solidarietà Veneto, cioè la capacità di essere molto bravi nei momenti di difficoltà, e abbiamo anche affinato un po' la possibilità di recupero quando c'è la ripresa. Quindi tutto sommato è una vicenda che conferma valutazioni che avevamo prima e che sostanzialmente abbiamo potuto sperimentare, anche se ovviamente siamo entrati in un terreno, come diceva qualcuno, un terreno un po' sconosciuto, un terreno nuovo, su cui la capacità di governare questi processi, prima c'erano gli aspetti finanziari in senso stretto, poi c'erano i rischi dovuti alla geopolitica, adesso quelli dell'epidemia, la cosa è diventata un po' più complicata e più... E veniamo all'ultima parte, che è quella su cui ha concluso il collega Romano e sulla quale c'è stata un'attenzione anche di questo momento di confronto, no? Gli investimenti in cosiddetta economia reale. In realtà, come è stato dimostrato, non è che diciamo più che economia reale è in economia locale, no? Perché l'economia reale, anche tutti gli altri investimenti, non è che sono fatti in speculazioni finanziarie. Certo, ci sono l'acquisto dei titoli di Stato, che ovviamente abbiamo visto si sono collocati prevalentemente sui titoli esteri, perché anche i fondi pensione sono costretti a rispettare alcune normative che segnalano l'affidabilità degli enti che emettono questi titoli di Stato. E è vero che i titoli di Stato italiani, proprio per la, mettiamola così, rischiosità dello Stato italiano, offrono qualcosa di più. Però, come dire, da un punto di vista del manuale delle giovani marmotte, ci dice è meglio acquistare un Bund tedesco perché è più sicuro nel tempo. E per un fondo come il nostro, che lavora nel lungo periodo, la sicurezza dell'investimento è una fissa, non è una variabile. E quindi il ragionamento invece riguardante le aziende, è chiaro che il discorso dell'intervento, più che economia reale, è in economia diretta anziché in economia, come si dice, attraverso le imprese cosiddette quotate. Noi abbiamo l'esperienza di interventi diretti, che anche quelli non sono proprio diretti, perché come hai illustrato tu, Luca, sui
bond regionali è avvenuto attraverso Finint, cioè la finanziaria internazionale, e non certo direttamente attraverso il fondo che non ne ha titolarità. Però noi da 5-6 anni, 7 anni abbiamo anche un intervento attraverso 4 società che, come dire, fanno investimenti direttamente nelle aziende. Qua occorre anche un po' sfatare una valutazione troppo semplicistica. Noi abbiamo investito in 19 aziende, un minimo di 200.000 euro e un massimo di 1,3 milioni. E su queste 19 aziende, udite udite, solo 6 sono venete. E quindi il problema che noi poniamo è questo. Noi dobbiamo rendere il territorio veneto appetibile, ovviamente per la Solidarietà Veneto, ma anche per gli altri fondi pensione. Cioè il problema, e un'altra cosa, noi abbiamo sostanzialmente messo 80 milioni di euro messi a disposizione per questi interventi. Sappiate che dopo 7 anni il reale utilizzo dei nostri soldi è stato neanche il 70%. Neanche il 70%. Il che vuol dire che ci sono margini di miglioramento. Noi i soldi che abbiamo messo sono pari al 5% del nostro patrimonio. Abbiamo votato l'anno scorso la possibilità di arrivare anche a 20%, quindi le disponibilità ci sono. Il problema è di trovare delle opportunità. Per esempio, una delle cose che riguarda il Veneto, non c'è alcun dubbio, lo dico con grande prudenza ma anche con chiarezza, è la trasparenza. Noi facciamo investimenti che gradiremmo possano sostenere le nostre attività produttive, perché giustamente andare a prelevare il TFR per andare a finanziare un concorrente non è il massimo della vita. E però il problema è della capacità del nostro territorio, delle nostre aziende di intercettare queste risorse che ci sono. Vorrei quasi dire che oggi ci sono più soldi che idee, più soldi che strategia imprenditoriale. Non so se questa epidemia adesso riuscirà a forzare verso comportamenti imprenditoriali, finanziari e capacità di trasparenza più adeguati anche a utilizzo di risorse come la nostra. In realtà per noi comunque rimane un intervento assolutamente importante nella visione che abbiamo della ripartizione dei rischi. Noi abbiamo visto che tutti gli investimenti sulle aziende quotate, anche di borse diverse, italiane, europee e americane, poi alla fin fine tutte seguono lo sciame e fanno tutti più o meno, quando sale una borsa, tutte le... E quindi intervenire nell'economia reale vuol dire anche, si usa il termine tecnico, decorrelare l'investimento dall'andamento di tutti gli altri investimenti. La ripartizione del rischio, per cui noi abbiamo magari tutte le borse che vanno male, però i nostri investimenti sulla economia locale o sull'economia diretta hanno dato dei risultati interessanti. Ecco, ultima cosa, e faccio la battuta sui giovani e sugli interventi sui discontinui. Caro Tiziano, tendo a ritenere, ci ho pensato moltissimo, tendo a ritenere che questo è più che del fondo, è un problema delle parti sociali. Cioè le parti sociali storicamente hanno fondato e hanno dato vita ai fondi pensioni basandosi su una, come dire, struttura del lavoro e sulla tipologia di lavoro che era quella dell'operaio massa, dell'operaio lavoratore a tempo indeterminato. Non a caso abbiamo i maggiori iscritti nelle grandi aziende e solo l'intelligenza qui e la lungimiranza del Veneto ha portato a inserire gli artigiani, altrimenti, come dire, questi erano totalmente fuori, no, del discorso. È chiaro che i giovani e il lavoro discontinuo rappresenta un parametro di lavoro e quindi anche conseguentemente per un fondo pensione diverso da quel che io chiamo il parametro fordista. Oggi, se mi consentite, c'è il parametro digitale, che è il parametro della rete. E non a caso il digitale introduce elementi di interlocuzione, di aggancio dei giovani, di sperimentazione anche di educazione finanziaria e di consulenza
che prescindono dalla classica assemblea nella grande azienda dove io ho di fronte tanti lavoratori. È chiaro che questo è un lavoro molto più complicato, più difficile, più lungo, ed è un lavoro anche, come dire, che non è semplicemente riconducibile a dire c'è una convenienza economica, ma è un nuovo progetto di vita. Se io vado a dire alla gente, ai lavoratori e ai giovani, guarda che dobbiamo raccogliere delle risorse perché la tua vita futura e la vita della collettività sarà migliore di quella che abbiamo, può darsi che facciamo. Se gli dici invece guarda che ritocchiamo lo 0,1% in più, tra l'altro oggi c'è un grande problema che è quello della rivalutazione del TFR, cioè tenere il TFR in azienda oggi presenta ovviamente meno rischi, molti più costi per le aziende, ma meno rischi, e questo per l'investitore. Questo evidentemente è un elemento di, come dire, di prudenza nell'utilizzo anche di questo strumento, che peraltro, e lo dico in conclusione, Tiziano, noi siamo l'unico fondo che dal 2007, il periodo, l'anno del primo silenzio assenso, è l'unico fondo in Italia che è sempre cresciuto. Gli altri hanno avuto andamenti su e giù. In ogni caso, l'anno scorso non mi ricordo bene, ma 2 anni fa noi siamo in assoluto sempre stato il primo per crescita percentuale, ma non solo, addirittura anche per patrimonio, cioè per patrimonio di, eccoci, avete visto prima Luca che ha illustrato il fondo Prevedi ha 800.000 iscritti perché ha i contrattuali come noi nell'artigianato, però il patrimonio di Prevedi è grosso modo 700-800 milioni, il nostro patrimonio è 1,5 miliardi, eccoci per dire, e quindi per dire che noi abbiamo sempre avuto una grande propensione alla crescita. E ultimo ma non ultimo, il fatto è che l'anno scorso l'età media degli iscritti al fondo pensione del Veneto si è abbassata. Quindi, come dire, nonostante che molti dopo 30 anni sono arrivati vicini alla pensione, noi abbiamo abbassato l'età pensionabile, ovviamente anche grazie agli iscritti, ai figli degli iscritti, a coloro che sono dentro come anch'io, mia nipote, e chi ha i suoi figli giovani e che hanno pensato per il loro futuro. E quindi con queste cose positive, con qualche ombra, con qualche capacità di guardare avanti, le prospettive ovviamente sono estremamente interessanti, e noi abbiamo sempre detto che lamentarsi non è una strategia, quindi ci tiriamo sulle maniche e facciamo del nostro meglio. Grazie Franco. In attesa che il presidente del CNEL, Tiziano Treu, si prepari... Io sono qui, sono qui. No, l'abbiamo visto e riconosciuto, Presidente. Perfetto. Però nel frattempo che lei pensa alle conclusioni, chiedo a Luca Romano una battuta in ordine alle cose esplicitate da Franco. Lorenzo. Beh, Franco ha avuto, anche con la precisione dell'esperienza, la capacità di fare un affresco della situazione straordinario anche sui bot italiani e sui rischi del sistema paese che purtroppo ci portiamo dietro. E comunque lui ha indicato una serie di strategie molto, molto pertinenti, e non è un caso che Solidarietà Veneto sia un gioiello nel suo settore. Probabilmente con questa iniziativa, no, che sarà sostenuta appunto da una ricerca, noi dovremmo in un certo qual modo utilizzare solidarietà come un punto di riferimento di come andare a operare, cioè intanto conoscere i fondi, conoscere le logiche con cui fanno gli affidamenti, dialogare con chi rappresenta, diciamo così, i processi di raccolta delle risorse,
ricostruendo bene la dimensione che queste hanno nella nostra regione, perché effettivamente noi siamo appunto dei datori passivi di una quantità di risorse che dovremmo cercare di contabilizzare con grande precisione. E poi c'è tutta l'altra parte, cioè cercare di candidarsi alla costruzione di canali e di strumenti. Pensate cosa significherebbe oggi riuscire a costruire uno strumento per l'impiego, no, di una parte dei fondi gestiti verso l'economia turistica, le ristrutturazioni che saranno indispensabili, oppure verso l'industria della salute, che invece è una realtà economica con delle prospettive di grande crescita anche a breve. E quindi, come ha fatto Solidarietà Veneto, mantenere molto vivo questo circolo con le parti sociali, con i fondi, con i gestori e con chi poi si dovrebbe impegnare. Penso per esempio a Veneto Sviluppo, un interlocutore assolutamente importante, no, in questa dimensione per presentarsi dei progetti. Grazie Luca. Nel dare la parola alle conclusioni al Presidente Tiziano Treu, volevo solo ricordare alcuni spunti che sono stati interessanti in precedenza. L'assessore Donazzan ha detto che noi non vogliamo morire assistiti, quindi la realtà della nostra regione è una realtà di persone che vogliono prendere in mano la propria vita, e quindi il lavoro rappresenta l'orizzonte normale della vita. Quindi si può essere in un contesto di lavoro o non lavoro, ma l'orizzonte è il lavoro. In questo senso l'altro elemento curioso è che siamo pieni di risorse, nel senso che ci sono tantissime risorse economiche, a partire dall'impennata del debito pubblico, che comunque bisogna restituire, alla presenza, come abbiamo visto, dei fondi previdenziali complementari. Il punto, la domanda che vogliamo porre al Presidente è proprio: quali sono a questo punto le prospettive di questa seconda gamba del welfare, tenendo conto che dovremo comunque mettere mano a tutto il welfare e evitando di essere spezzettati, come abbiamo dimostrato in questa. Io penso per esempio alla gestione della cassa in deroga, è stata incredibile aver distribuito in questo modo così largo gli strumenti di protezione su un evento che è un evento unico e ripetibile, è il terremoto, un terremoto che potrebbe arrivare ogni 7-8 anni. Ecco, di conseguenza dovremo mettere le mani ad un miglioramento del sistema. Quali sono, Presidente, le sfide e qual è la partita che dobbiamo giocare? Grazie dell'invito. Io sono riuscito a sentire quasi tutto. Mi dispiace di non aver sentito Elena, che sicuramente sarà stata, come al suo solito, incisiva, però già le 2 battute che ho sentito mi paiono utili. E grazie anche perché, insomma, io mi considero, se non il padre, ma almeno lo zio di un po' di queste vostre iniziative venete. Devo dire anche Trentino Alto Adige, dove hanno più possibilità perché hanno più poteri e anche più soldi. Però io sono particolarmente affezionato, qui mi fa piacere di essere presente sia pure a distanza, e ho sentito anche delle cose, come pur nelle difficoltà, insomma, con spiragli di possibilità, e poi con anche molta voglia di non piangersi addosso. Allora, 2 premesse generali. La prima è quella che mi avete provocato. Insomma, non c'è dubbio che qui, in questo momento in cui siamo ancora dentro un'emergenza, però cerchiamo di tirarci fuori, di tutto abbiamo bisogno, che tranne che di, come dire, sederci nell'assistenza. Io su questo io credo nella
necessità di protezione sociale per i momenti di debolezza. Sono 100 anni che noi abbiamo costruito questi sistemi, ma questi non sono, come dire, fine. Questi sono uno strumento di aiuto e invece l'obiettivo è una crescita, e adesso abbiamo visto che la crescita deve essere sostenibile, deve essere più equilibrata. Abbiamo ceduto in passato in crescite un po' disordinate, però adesso in questo momento in Italia il problema non è certo la crescita disordinata, il problema è di evitare di fermarsi allo stato dell'emergenza e del profluvio di soldi messi in qualche modo. E io su questo punto poi credo che l'argomento che qui trattate non è l'unico, ovviamente, qui c'è tutto il capitolo degli investimenti infrastrutturali, della formazione, eccetera, però non c'è dubbio che la previdenza integrativa in generale, il welfare integrativo, a dire il vero anche quello pubblico, ma quello è più complicato il discorso, dovrebbe essere inteso sempre come un investimento sociale, non come un costo a perdere. Guardate che questo io adesso lo dico in sintesi, però di dietro ci sono anni di riflessione e anche di pratiche, anche in Europa. Non è che i paesi del nord sono solo, come dire, frugali, hanno anche usato bene, meglio di noi magari, certi fondi sociali a fini di investimento sociale. Quindi questa è la premessa, siamo completamente d'accordo. Qui ci concentriamo su un paio di cose particolarmente importanti. È vero che c'è di mezzo un'esigenza più generale di semplificare anche altri aspetti del welfare. Per esempio adesso anche al CNEL, e stiamo discutendo, oltre che io personalmente, perché me ne sono sempre occupato, di come uscire da questa situazione in cui gli ammortizzatori sociali, che adesso sono stati ovviamente enfatizzati, gonfiati, come uscire da questi, evitare una situazione di confusione normativa che ha provocato e ha incrementato i ritardi che tutti stiamo purtroppo vedendo. Quindi questo è un capitolo sicuramente da affrontare. Noi a CNEL abbiamo anche qualche proposta e poi magari, se volete, una volta ne parliamo se mi invitate specificamente, però io mi concentrerei sulle cose che avete analizzato in particolare. Però la seconda premessa generale, che è più specifica, e vedete, qui c'è in discussione il futuro, come è stato detto, il futuro di questa area del welfare che è privato collettivo, territoriale. E c'è qualcuno che ipotizza che siccome lo Stato è stato chiamato prepotentemente a intervenire, questa dovrà essere un po' una costrizione anche per il welfare, il secondo welfare. Io credo che questa sia una prospettiva non solo inaccettabile, ma anche improbabile. Credo veramente che ci dobbiamo lavorare, però secondo me ci sono già i segni. Perché vedete, proprio in questo momento, in un contesto di grandi cambiamenti, non solo la Covid, non fermiamoci, questa è una cosa, è un'emergenza eccezionale, ma non è questo il punto, perché può anche darsi che un'altra emergenza si ripresenti, ma noi non possiamo immaginare che il futuro sia fatto di epidemie di questo genere. Qual è il problema di contesto che condiziona anche le nostre cose di cui stiamo parlando? È che noi siamo in una situazione di grandi cambiamenti, come lo sapete tutti, e di incertezza di molte strutture tradizionali che una volta erano solide, economiche, il tipo di lavoro, avete detto anche qui, no? Molte delle nostre cose erano basate anche del welfare integrativo, ma anche di quello pubblico, su un sistema di imprese e di lavoro stabile, no? Quelle del Fordismo. Adesso invece abbiamo visto come l'instabilità e l'incertezza sia cresciuta. E lo sarà ancora, ripeto, al di là di questa emergenza acuta. Quindi, questa è la premessa che conoscete tutti, ma io ne trago una conclusione provvisoria, ma che mi sembra vero, che qui più che mai la distinzione dei ruoli tra Stato e privato collettivo e sussidiarietà deve essere chiara. Lo Stato ovviamente è ancora fondamentale per dare
come chiamano i francesi, uno zoccolo sociale minimo, ma l'autonomia collettiva, la buona intermediazione, la sussidiarietà, chiamatela come volete, è più che mai necessaria, perché proprio in un momento di grandi cambiamenti e di incertezza non possiamo pensare che bastino le strutture normative. Io sono giurista, la stessa legge, no, come forma di regolazione stabile, generale, è messa in discussione. E quindi bisogna puntare, oltre, ripeto, a questi livelli minimi, su la parte, l'autonomia collettiva e i suoi prodotti. Vado rapidamente, però se volete, qui stiamo scrivendo, anzi, vi suggerisco già, probabilmente l'avete notato, il CNEL ha pubblicato recentemente un libro con contributi di 16 autorevoli personalità, sicuramente o ve l'ho mandato in informatico o addirittura in cartaceo, e lì si vede chiaramente, insomma, che lo Stato a cui tutti si rivolgono, sì, è fondamentale, sì, però non possiamo pensare che sia esaustivo, ma che invece bisogna fare appello proprio alle energie della società per reagire a questa situazione. Quindi io dico, più che mai il principio della sussidiarietà verticale e orizzontale, in questo caso soprattutto orizzontale, ma anche verticale, è fondamentale. Naturalmente la sfida è di essere in grado di reggere, perché l'incertezza crea difficoltà non solo alle strutture pubbliche, ma anche alle nostre. Quindi, infatti, avete detto, no, l'importanza di maggiore professionalità nella gestione, di attenzione, di prudenza, ma insieme di visione. Quindi questo è il mio secondo punto, fondamentale. La bilateralità, di cui qui si parla in particolare, anche qui l'ha detto Faioli, ma noi ci abbiamo pensato molto, è un frutto maturo e, se volete, più avanzato, tra virgolette, della contrattazione e dell'azione delle parti sociali, perché diventa uno strumento anche gestionale. Non è solo si fa un accordo, bello, brutto, speriamo bello, e poi amici come prima. È tutto un prodotto che porta a una gestione e a una partecipazione sociale continua, di cui appunto il welfare aziendale e territoriale è una delle espressioni. Naturalmente ce ne sono diversissime nelle ricerche che sta facendo Faioli, che continuiamo anche al CNEL, vedete la varietà dei tipi di fondi, dei tipi di enti, persino troppi, no? Diceva, quando faceva lo stesso numero di fondi che di contratti, anzi i contratti sono figli di fondi. Questa è una deformazione, cioè perché, voglio dire, si è usato lo strumento che è buono, funziona, dell'ente per accaparrarsi magari titoli di rappresentatività che non si hanno, ma questa è una anomalia. Allora, questo come visione generale. E qui avete due aree sott'occhio, appunto, pensioni e sanità in particolare, che sono tutte e due critiche, e lo saranno ancora, ma ripeto, per l'incertezza, più che per la Covid solo, e per il fatto che noi siamo, in particolare l'Italia, ma in generale l'Europa, siamo una popolazione invecchiata, in cui i bisogni di tutti e due questi tipi sono particolarmente pressanti, e quindi è un'area, appunto, un'area critica da presidiare e su cui investire con attenzione. Bisognerebbe fare un discorso, ma non è il tema, però guardate che se noi non investiamo nei bambini e nella famiglia, non reggiamo questa bellissima prospettiva di invecchiare bene, di avere un sistema sanitario pubblico e privato integrato che regge, di avere delle pensioni adeguate, no? Perché veramente la premessa strutturale e anche questa stessa idea di investire, di non essere solo assistiti. Beh, certo, se abbiamo una popolazione solo di anziani e non abbiamo più un ricambio di giovani, questi obiettivi è difficile raggiungere, ancora più difficile. Sul punto, perché io dico che sostengo quello che ho appena affermato, perché guardando negli ultimi anni, e io credo anche un po' avanti, questi due settori che sono appunto sotto osservazione
hanno prospettive di sviluppo. Negli ultimi anni ce le hanno avute e non è che la Covid è la prima crisi, abbiamo avuto una crisi nel 92 e da lì c'è stata una riforma. Abbiamo avuto una crisi alla fine del secolo scorso, abbiamo avuto il 2008 che è durato 3 anni, da cui l'Italia non si è ancora ripresa, ahimè, e adesso abbiamo questa. E in tutto sto periodo, se guardate i numeri, ma li avete visti, questo tipo di due strutture di welfare integrativo e i relativi strumenti si sono ampliati. Lì c'è una ricerca che abbiamo fatto, che l'ha fatta anche Faioli, l'ha citata credo. Si sono ampliati sia l'ambito soggettivo di questi fondi, in generale penso anche qui alle famiglie, eccetera, e sia il tipo di prestazioni. Quindi questa è una testimonianza della vitalità della crescita dei bisogni. Ciò nonostante, tutti e due i sistemi, tutti e due questi grandi strumenti, questi secondi pilastri del nostro sistema di protezione sono sotto stress. Sono sotto stress e lo vediamo, l'avete detto anche voi. Ripeto, non tanto e solo per l'emergenza Covid, ma per l'incertezza della crescita futura e per il fatto che le basi su cui si poggiavano fino a 20 anni fa sono cambiate, perché sia il lavoro sia le imprese sono diventate più instabili, mentre abbiamo costruito tutto, soprattutto il welfare pubblico, sulla base di lavoro stabile, imprese grosse, eccetera, eccetera. E quindi bisogna che queste realtà in crescita, ripeto, questa autonomia sappia adeguarsi alle mutate condizioni di contesto. Ora, questo è un discorso ampio. Io non lo posso fare tutto, ma indico la necessità di pensare strategicamente a medio termine su vari aspetti, come quali nuovi bacini di utenza, appunto anche sui lavori diversi, il lavoro autonomo che è stato largamente fuori, su quali bacini di utenza sviluppare entrambi i tipi di welfare, e poi quello che ha detto Faioli alla fine, io l'ho sentito, ma noi ne parliamo spesso, anche vedere che ci siano migliori sinergie tra i due, perché guardate che sarà così proprio perché i fattori di stress, però anche i bisogni sono paralleli. È fondamentale per risparmiare le risorse e usare meglio, finalizzare, che ci siano sinergie. Faioli ha fatto delle proposte. Adesso le cose sono delicate. Noi avevamo cominciato a pensarci, anche a dire il vero, qualche tempo fa in sede governativa, a come ripensare i fondi sia previdenziali sia sanitari in un'ottica di regolarizzazione anzitutto e di maggiore certezza e anche di possibili integrazioni. Poi la cosa si è interrotta, ma non per la Corte, si è interrotta per i problemi politici e l'instabilità anche del governo. Io credo che questa sia una prospettiva strategica su cui pensare. Dentro questa prospettiva che è di politica, di quali politiche si vogliono fare per usare al meglio questi due grandi filoni di investimento sociale. E io qui più che tanto non posso dire, però pensateci, pensiamoci, magari una volta ci ritroviamo, anche perché noi avevamo una mezza idea con il Veneto di fare insieme un lavoro, e io non l'ho dimenticato, e quindi adesso sono qua anche per rilanciarlo. Però c'è un pezzo che è un po' più facile, che comunque è necessario, di cui ha parlato Faioli, vado in fretta, è comunque una regolazione migliore, soprattutto della integrazione sanità integrativa, e alcune regole comuni tra i due pilastri possono essere una cosa da fare subito e che aiuta. Guardate, noi siamo un paese che insomma non ha molto dimestichezza con le regole e soprattutto con il loro rispetto, perché magari abbiamo una brutta esperienza con l'eccesso di regolazione burocratica, tutto quello che sapete. Però io credo che alcune regole fondamentali, se volete anche mirate, anzi senz'altro,
magari non tutte subito legislative, ma con un inizio di codici di condotta come si usa fare anche in altri settori, aiutano in un momento di tempesta come questa adesso, sia per l'emergenza, sia per il futuro, la globalizzazione, eccetera, eccetera, la crescita fluida, eccetera. Servono. E io qui adesso non dico tanto perché Fajoli ha anticipato. Ci sono cose che si possono già fare, come ha detto lui, a diritto vigente. E guardate che non sarebbe poco, no? Lui diceva, per esempio, la circolarità almeno parziale dei contributi, una parte di regole comuni concordate, no? Non imposte, e anche coordinare questo gruzzolo che c'è dei premi di produttività che sono destinati al welfare aziendale e che qualche contratto come quello dei meccanici ha orientato alla previdenza, all'integrazione sanitaria. Insomma, queste regole in questa direzione potrebbero già aiutare molto. E poi Fajoli ha indicato alcune prospettive invece dei iure condendo. E guardate che sono di diverso livello. Io dico che ci dovrebbero essere in una futura legislazione, ripeto, indicazioni su regole fondamentali, non una regolazione pesante. La trasparenza, il tipo di investimenti, un'autorità di vigilanza unica e lui addirittura diceva un testo unico su tutta la previdenza privata, questo è già più complicato. Quindi in sostanza ci sono delle prospettive anche dal punto di vista istituzionale che possono aiutare. Però la cosa fondamentale che è venuta fuori anche qui è la gestione professionale di queste due creature, soprattutto della sanità integrativa, che è meno assestata della previdenza integrativa, che è stata assestata un po' più da tempo con la Covid, eccetera. Una governance professionale e quindi anche una responsabilizzazione delle fonti istitutive è fondamentale, perché, lo avete detto anche voi, è un periodo in cui gli investimenti sono, come tutto, sono più incerti. Sì, è vero che c'è il rifugio dei titoli pubblici, però insomma non è un rifugio, come dire, rassicurante, soprattutto se sono stranieri. E a questo proposito adesso io non dico niente, ma l'avete già detto voi. Perché è così? Perché anche investitori prudenti, socialmente sensibili vanno all'estero, perché ovviamente l'Italia è meno affidabile, ma chiusa la parentesi, è un problema evidentemente. Però insomma, per dire, vado rapidamente a finire, le cose da rafforzare anche senza cambiamenti normativi sono importanti, sono appunto una maggior rigore, alcune regole comuni a magari autoregolazione e poi una governance professionale che utilizzi gli spazi sia per un rendimento a fini istituzionali che sia accettabile, ma anche per questa che voi avete detto qui, per come bilanciare gli investimenti, la destinazione delle risorse che abbiamo ai fini istituzionali, che sono la sanità appunto integrativa e le pensioni, e invece gli investimenti sul territorio. Questa è una scelta delicatissima, voi ne avete parlato un po' e mi pare di aver visto che, se ho capito bene, la solidarietà veneta è giustamente prudente, cioè ha fatto delle operazioni di dimensioni contenute e ha detto giustamente la cosa difficile non è solo di avere delle risorse disponibili che ci sarebbero, ma di trovare le posizioni giuste dove fare questi investimenti che siano utili al territorio ma non pregiudichino le finalità istituzionali. Quindi per questo ci vuole una professionalità, una gestione professionale di alto livello. E quindi io credo, andando verso la fine, che un paio di dati che ho sentito mi fanno molto piacere, che tanto ho visto che ci sono questi esempi di project bond interessanti, che insomma, il fatto che io non ne conosco molto in giro, il fatto che qui ci siano state queste esperienze mi sembra positive e significativo.
questa è una cosa molto interessante. E poi anche il fatto che ci sia addirittura una crescita, diceva Solidarietà Veneta, un'età media degli iscritti che addirittura si abbassa. Questa è una cosa controintuitiva e mi fa molto piacere, perché noi abbiamo questo problema, no? Non possiamo perdere una generazione, perché purtroppo il contesto rischia di... E allora se anche poi invece questi istituti di previdenza, di sanità si concentrano sulle persone troppo anziane, non va bene. Quindi, concludendo, no, c'è un ultimo punto che non so se l'avete toccato, io non l'ho sentito. A un certo punto bisognerà anche fermarsi a vedere un po' che fine può fare la regionalizzazione di queste istituzioni, perché io a suo tempo ricordo la battaglia per avere sia in Trentino Alto Adige e anche qui in Veneto questo spazio limitato di autonomia di questi fondi. È stato difficile ottenerla, ecco, c'è una resistenza del centralismo molto forte e non mi sembra che queste esperienze positive si siano diffuse. E allora adesso lasciamo perdere l'autonomia differenziata di carattere macro, che non so cosa che fine farà, adesso vediamo, è uscita dal radar per ora, però io questo ci penserei, confesso di non avere in generale le idee organiche per un assetto, però insomma abbiamo avuto 2 o 3 esempi come questi che funzionano, vediamo quali sono i tratti per cui funzionano bene e pensiamo che anche questo è un tema. Ultima cosa che ritorna a quello che dicevo prima, noi come CNEL siamo molto interessati ad approfondire questo argomento, oltre che personalmente, come io stesso, Faioli, eccetera, e siccome abbiamo una convenzione aperta, e uno dei temi potrebbe essere questo, sia per vedere appunto di dare un contributo a una razionalizzazione delle regole, dei sistemi che ha diritto vigente e magari anche le proposte e poi anche magari qualche consiglio di policy, di strategia più specifica perché queste esperienze vengano valorizzate. Quindi grazie dell'invito e io ovviamente sono ben lieto di contribuire ad andare avanti. Ho sentito molti amici qui, da Lorenzona a Luca Romano, che sono in battaglia da anni su questo fronte e quindi noi siamo insieme, anche voi naturalmente. Grazie. Grazie Presidente, grazie davvero. Questo incontro su web, come si dice, insomma, questa web meeting, credo sia stato proprio utile perché ci ha permesso, come si dice, di mettere i ferri in acqua su alcune cose. In particolare ne rilevo 2. Il tema della regionalizzazione dei fondi previdenziali e sanitari, probabilmente con l'emergenza post-Covid, quindi con la necessità di intervenire sulla sanità in modo più robusto, in qualche modo potrebbe trovare una strada di approfondimento. Come è necessario approfondire la capacità di attrazione del territorio degli investimenti, dei fondi. Di conseguenza noi come Veneto Welfare faremo un'analisi della capacità di intervenire sull'economia reale dei fondi e dall'altra metteremo a disposizione il sistema di accreditamento dei fondi previdenziali in particolare per poter dare un'attribuzione, quindi dare un segnale di rilevanza per i fondi che hanno alcune caratteristiche di legame con il territorio e di investimento nell'economia reale. 2 ultime osservazioni. Per chi ha interesse di approfondire i temi della transizione per quanto riguarda la previdenza dopo la vicenda Covid, io suggerisco il sito del CNEL con quella bellissima pubblicazione Il mondo che verrà, che ci è stata di grande aiuto, perché è stata tempestiva ed è stata di grandissima qualità. E speriamo che proceda e si implementi ulteriormente, perché è veramente un punto di approfondimento molto interessante. Analogamente sul sito di Veneto Welfare, www.venetowelfare.com,
potete trovare tutta una serie di interviste che stiamo facendo a tutti gli esponenti dell'economia reale proprio sul tema dello sviluppo del welfare. Segnalo anche la pubblicazione sull'attività che abbiamo svolto lo scorso anno nell'ambito di Veneto Welfare, e quindi credo che tenendo conto anche della convenzione che abbiamo in essere tra Regione Veneto e CNEL, abbiamo delle cose da fare, e credo che su questo ci rivedremo e ci risentiremo presto. Un grazie a tutti i partecipanti e state connessi perché ci saranno altre occasioni di vedersi. Arrivederci a tutti.